Bene, eccoci insieme anche oggi. L'ospite è una collega giornalista, Francesca Bellemo, autrice, fra le altre cose, di questo volume, Sarajevo, scuola di pace, da cui nasce il progetto Mir Sutra, che è un progetto didattico, un progetto scolastico che le ACLI veneziane propongono appunto agli istituti superiori in particolare del territorio della provincia. Sarajevo, nel mio immaginario città martire, comunque anche considerata la Gerusalemme d'Europa, sicuramente città che storicamente ha rappresentato voglio dire, degli incroci importanti per il continente europeo, ma insomma tra il serio e il faceto. Perché andare a Sarajevo? Con tutte le gite scolastiche che si possono fare. Infatti penso che inizialmente per i ragazzi non sia una proposta allettante, perché uno dice mamma mia Sarajevo, intanto non so neanche dove sia, ma ci sarà ancora la guerra. Infatti alcuni dei genitori sono preoccupati di questo. Allora localizziamola innanzitutto. Allora innanzitutto Sarajevo è una capitale, ed è la capitale della Bosnia ed Erzegovina, quindi nel cuore dei Balcani, siamo in uno dei paesi dell'ex Jugoslavia, ed è una città che nonostante appunto abbia attraversato un assedio durato 4 anni, poco più di 25 anni fa, oggi è una capitale in pace, dove è possibile viaggiare serenamente, dove c'è un turismo, per quanto di nicchia, che ha un suo perché, visto che è una città molto bella, e noi pensiamo che Sarajevo effettivamente sia una lezione di storia a cielo aperto, innanzitutto perché è la capitale dove sono accaduti alcuni dei fatti più significativi del Novecento, certo. Perché pensiamo che in tutti i libri di storia i nostri ragazzi studiano che a Sarajevo c'è stato il famoso attentato all'erede al trono d'Austria che ha dato il via alla Prima Guerra Mondiale, e da lì Sarajevo di fatto rimane, per quanto a noi magari sfugga, Sarajevo rimane comunque al centro dello scacchiere geopolitico internazionale. Un esempio che fa sempre pensare: l'ambasciata americana presente a Sarajevo è gigantesca, e secondo me solo questo fa capire come ancora oggi Sarajevo sia una città che ha un ruolo ancora tutto da raccontare nella storia internazionale. Sarajevo è la capitale di un paese che è eccezionalmente al di fuori dell'Unione Europea. Perché? E noi ci siamo interrogati su questo, su tutte le motivazioni che hanno portato alla guerra, che hanno portato alla sua, tra virgolette, soluzione, perché sappiamo che la guerra è stata interrotta, è stata frenata, ma non è stata risolta. E oggi è una città, così come la Bosnia è un paese, che sta vivendo un tentativo di rinascita che ovviamente è frenato dal fatto di non essere all'interno dell'Unione Europea. Perché, noi ci chiediamo, è un paese a maggioranza musulmana, e è un paese dove in realtà le varie religioni hanno sempre convissuto pacificamente, dove per quello Gerusalemme. Per quello noi, esatto, sì, noi la chiamiamo, ma molti l'hanno definita Gerusalemme d'Europa. È una città dove a distanza di pochi minuti l'una dall'altra ci sono dei luoghi di culto di tutte le religioni monoteiste, per cui è possibile entrare in una moschea e dopo 5 minuti entrare in una chiesa ortodossa, dopo 5 minuti in una cattedrale cattolica e nella sinagoga. E questo noi abbiamo pensato: perché non portare i ragazzi a vedere questa esperienza, ad ascoltare questa storia che in realtà è sconosciuta per molti di noi, perché qualcuno che magari all'epoca la vedeva al telegiornale la conosce, però effettivamente i nostri giovani, i nostri ragazzi faranno anche fatica a trovarla sui libri di storia ormai, questa storia, perché spesso i programmi scolastici si fermano molto prima, e della Bosnia ovviamente non si parla, dei Balcani non si parla nella nostra... Ma oggi Sarajevo è una città di pace? Oggi Sarajevo è una città in pace e che ha molto da raccontare e da insegnare sulla pace, proprio perché la popolazione che ha subito l'assedio, come si sa, no, in tutte le guerre, in tutte le situazioni peggiori, la guerra tira fuori il peggio ma anche il meglio dalle persone, e quindi le testimonianze di persone che appunto 20 anni fa ti possono raccontare: ero sotto l'assedio, non avevamo niente da mangiare, ci aiutavamo tra vicini di casa, e raccontano di un'umanità che è il vero riscatto dalla guerra. Sì, però una situazione come quella di Sarajevo trascina anche rancori. E la cosa incredibile, direi assurda, è proprio quella. Alcune persone che abbiamo intervistato ci raccontavano: io vivo vicino all'assassinio di mio padre, cioè all'uomo che ha ucciso mio padre, alle persone che fisicamente
hanno ferito la mia famiglia. Non sarà tanto felice questa signora. Eppure hanno talmente tanta voglia di superare la guerra, di superare proprio perché l'hanno vissuta sulla loro pelle, che sono incredibilmente disposti a superare il rancore. Infatti è questa la cosa che stupisce, che nonostante il conflitto si sia interrotto e non sia mai stato risolto, non sia mai stato proclamato un vincitore, non sia mai stato definito una popolazione vittima, anche se in realtà non c'è una situazione di equilibrio, nonostante tutte quante le forze in campo si siano macchiate dei crimini peggiori, però in realtà la guerra ha congelato la situazione, mantenendo una situazione che attualmente comunque nel paese è di grande frammentazione. E pensiamo che mentre prima, sotto il regime comunista, ovviamente tutti erano tollerati e allo stesso tempo gli era permesso di vivere nella loro condizione anche religiosa, però in un clima di grande parità, per cui c'era molta più tolleranza, paradossalmente, all'interno di un regime rispetto a quanta ce n'è oggi, dove la retorica nazionalista è molto forte e dove c'è una grande divisione. Prima erano molto più mescolati anche all'interno del territorio, persone che avevano religioni diverse, vivevano insieme, andavano a scuola insieme, erano insieme. Oggi, ad esempio, una cosa che io ho trovato sconvolgente, i programmi scolastici imposti dopo la guerra prevedono la divisione etnica, per cui bambini musulmani non sono in classe con bambini ortodossi, e questo è il primo passo verso quello che è sicuramente l'accensione di un potenziale nuovo, se non conflitto, comunque una frattura profonda nel paese. Cioè, allora perché portarci i ragazzi in gita? Noi ci portiamo i ragazzi perché dentro però ci sono degli esempi importanti. Una cosa tra tutte, proprio partendo dalle scuole. A Sarajevo è nata la prima scuola interetnica, voluta dal Monsignor Pero Sudar, che è un grande amico appunto delle Acri di Venezia, che spesso abbiamo ospitato proprio per raccontarci la sua storia, e lui ha avuto questa intuizione, per quanto i cattolici siano una minoranza, sono appena il 2% nella città di Sarajevo, ha avuto questa intuizione ed è considerato un'autorità molto importante proprio perché si è reso conto che i ragazzi devono stare insieme, devono stare sugli stessi banchi, devono condividere, a noi sembra ovvio, eppure non è ovvio neanche da noi, e devono studiare storia delle religioni, non devono avere un approccio confessionale allo studio della storia, e avere una visione della storia come delle religioni condivisa. Questo in realtà è l'esperienza che Sarajevo ci racconta di quello che c'era prima, perché prima musulmani celebravano la festa del Natale con gli amici cattolici e viceversa. E oggi questa cosa c'è molto meno, però ci sono appunto delle testimonianze molto forti che i nostri ragazzi possono imparare proprio vivendole in prima persona. Cioè, li portate a studiare dal vivo un libro di storia? In realtà sì, perché una delle cose che colpisce, io penso ha colpito me, ma penso che colpisca molto anche un ragazzo di 18 anni, è il vedere dei palazzi, che sono i palazzi come quelli che abbiamo nelle nostre città, i classici condomini degli anni 80, un po' in stile sovietico, molto anonimi, colpiti con le granate. Cioè i segni delle bombe ci sono ancora i segni ci sono ancora. Molti sono stati ricostruiti, molti sono nascosti, però si possono trovare. Quindi portare i ragazzi a vedere come una città moderna, che attualmente è una città come potrebbe essere una qualsiasi capitale d'Europa, che però ha dei segni molto evidenti di guerra, proprio vissuta da una città che non è la guerra in bianco e nero della seconda guerra mondiale vissuta dai nostri nonni, non è nemmeno la guerra nei villaggi dell'Africa che viene vista come comunque lontana, è una guerra a colori vissuta in una città contemporanea. Ma questi ragazzi a Sarajevo come ci arriverebbero? In pullman, in aereo, come ci si arriva? Allora, c'è la possibilità di arrivare in aereo, ma è molto complicato e molto costoso. Noi abbiamo proposto il viaggio in pullman, perché in realtà c'è anche un insegnamento nel viaggio stesso. La gita scolastica si fa in pullman. Esatto, ma una prima lezione è quella delle frontiere. Quando tu attraversi i Balcani, attraversi delle frontiere. E già lì è una prima lezione su come funziona l'Europa, come funziona il Trattato di Schengen, chi è in Europa, chi non è in Europa, cosa succede se a una frontiera devono fare i controlli, e la differenza tra una frontiera e l'altra. Ci sono frontiere dove passi direttamente, come quando si esce dall'Italia, tra l'Italia e la Slovenia, frontiere in cui invece fanno un controllo blando, frontiere in cui invece bisogna, magari si rischia addirittura di dover andare a corrompere perché se no non ti fanno passare. Ma quante ce ne sono frontiere da attraversare?
C'è la prima è quella con la Slovenia, che non è una frontiera e quindi si passa direttamente, poi c'è la Croazia e dopo la Croazia c'è l'ingresso in Bosnia, e dall'ingresso in Bosnia il passaggio anche del pullman verso queste strade, che ovviamente non c'è l'autostrada e già la uno ti dice perché non c'è un'autostrada per arrivare a Sarajevo, ma devo arrivare su delle strade tra virgolette provinciali, già la dice lunga sulla volontà di mantenerla isolata. E ci si immerge in questa realtà chilometro dopo chilometro, vedendo anche lungo la strada i segni della guerra. Ci sono 20 chilometri, appena si entra in Bosnia, dove ci sono delle case abbandonate di fianco a delle case abitate, restaurate, ristrutturate, anche molto belle. E quella è una zona dove, per esempio, gli abitanti di etnia musulmana, che erano di religione musulmana, sono stati costretti a scappare, perché attualmente la maggioranza della popolazione è invece dell'etnia ortodossa, serbo-ortodossa. Ecco che quindi li si vede proprio fin da subito, e per i ragazzi è una lezione proprio, non serve neanche dire nulla, basta solo aprire gli occhi e guardare. Si vedono queste case abbandonate, colpite dai colpi di mortaio, o addirittura con i segni, con la pittura dove c'è la data, tra virgolette, probabilmente della conquista, no? Di questa casa, che è stata abbandonata dai, tra virgolette, nemici, ma erano vicini di casa, abitavano di fianco. Allora la proposta per il prossimo anno scolastico? La proposta è organizzare una gita scolastica con destinazione Sarajevo. Le Acri di Venezia supportano... Quanto ci vuole? Allora, una decina d'ore di viaggio, che però non è tanto diverso. Almeno di 4 giorni questa gita? Perché... Sì, indicativamente, che è la media delle gite scolastiche, 4-5 giorni a seconda poi dell'itinerario che si vuole fare. E più o meno è la stessa distanza che ci si mette ad andare ad Auschwitz, cioè più o meno, certo. cioè, è un'esperienza che già le scolaresche sono abituate a fare, solo che è una destinazione abbastanza insolita. C'è già chi anche nel resto d'Italia promuove questo tipo di iniziative. Noi ci tenevamo prima di tutto perché Venezia è gemellata con Sarajevo fin dai tempi della guerra, e quindi era necessario riprendere in mano questo rapporto e questo legame, e proprio perché le Acri di Venezia, che da tempo sono legate con dei progetti di sostegno della popolazione, oggi si rendono conto che la popolazione non ha tanto bisogno di sostegno, ma la popolazione lì ha bisogno di essere aiutata a sviluppare economicamente la propria terra, e quindi l'idea delle gite scolastiche è anche un'occasione di sviluppo turistico, quindi un aiuto, non l'elemosina, non la beneficenza fine a se stessa, ma aiuto concreto, da pari. Però dall'altra parte noi abbiamo bisogno anche di insegnare ai nostri ragazzi qua che si può stare insieme, che si può dialogare, che si può convivere, e che soprattutto la guerra non è mai una soluzione, non è mai una risposta. Grazie a Francesca Bellemo. Il progetto si chiama Mir Sutra, un progetto scolastico rivolto agli istituti superiori. Il libro da cui si può trarre anche informazione e fonte è Sarajevo, Scuola di Pace, scritto appunto dalla nostra ospite. Grazie. Grazie a voi. Alla prossima, buon lavoro.